Benvenuti, oggi è venerdì 18 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:23 e tramonta alle 19:37. La luna si leva a 00:53 e cala alle 9:17. Oggi si celebra San Galdino. Di origine germanica, il nome latino Valdinus significa colui che ha il potere. Il 18 aprile si celebra la Giornata internazionale dei monumenti e dei siti, un'iniziativa avviata nel 1982 dall'ICOMOS per promuovere la conservazione, la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale mondiale. Questa giornata rappresenta un'opportunità per riflettere sull'importanza dei monumenti e dei siti storici e sul ruolo che ognuno di noi può svolgere nella loro tutela. Carolina Crescentini, che oggi festeggia 45 anni, è un'attrice di grande talento, nota per il suo ruolo di Azzurra nel sequel di Notte prima degli esami. La sua carriera ha visto una varietà di ruoli, da Cemento Armato a Boris, e ha ottenuto riconoscimenti come la candidatura ai David di Donatello per Parlami d'amore. Ha avuto un grande successo nella serie Mare Fuori come direttrice dell'IPM. Fabio Caressa, che oggi compie 58 anni, è una leggenda del giornalismo sportivo italiano. Ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1986 e si è distinto come uno dei migliori telecronisti, formando una coppia memorabile con Beppe Bergomi. Oltre al calcio ha realizzato reportage significativi come Buongiorno Afghanistan ed SOS Lampedusa. È anche la voce di successi sportivi italiani come gli europei di calcio e conduce il popolare Sky Calcio Club. Ha partecipato al programma Pechino Express insieme alla figlia. Luca Dotto, il velocista delle piscine, festeggia oggi 35 anni. Ha fatto la storia del nuoto italiano, essendo il primo a rompere il muro dei 48 secondi nei 100 metri stile libero. Nel 2011 a Shanghai si è laureato vice campione mondiale nei 50 metri, conquistando la prima medaglia mondiale italiana in questa specialità. Dotto ha dimostrato la sua versatilità vincendo il titolo europeo nei 100 metri stile libero, sia in vasca lunga che corta. Un'impresa rara nel mondo del nuoto. Il Sole è un'enorme centrale nucleare. Esercita la forza gravitazionale che tiene assieme il sistema solare e la sua energia inonda i pianeti di calore e di luce. All'interno del Sole avvengono svariate reazioni nucleari come la fusione. Pensate che le radiazioni prodotte all'interno del Sole impiegano anche 1 milione di anni per passare dal nucleo alla superficie del Sole, per le condizioni di pressione e densità presenti e per molti altri fattori. Buongiorno ai 12. Oggi Mercurio si sposta in Ariete, congiunto perfettamente allo stesso identico grado di Nettuno, quindi intelligenza e intuizione nel primo segno dello zodiaco. Cosa porterà ai segni zodiacali? Scopriamolo insieme. Ariete, Mercurio di nuovo dalla vostra parte, tra l'altro addolcito dalla grande percettività di Nettuno. Inizia quindi ora un'attenta riflessione sui sentimenti vostri e altrui. Toro, giornata oggi quanto mai interessante, visto che quel Mercurio si sposta nella vostra area dei pensieri più inconsci e profondi. Grandi intuizioni oggi per il Toro. Sentirete anche l'esigenza di fare un po' un amarcord di passaggi e di ricordi a voi cari. Gemelli, il vostro pianeta finalmente si riattiva, cambia segno, nel suo moto diretto abbraccia strettamente Nettuno, il dio dei mari e della percezione sensibile. In aspetto positivo ai vostri gradi zodiacali, Mercurio promette di nuovo una marea di emozioni e di percezioni intelligentissime che solo con voi sapete utilizzare. Cancro,
Giornata oggi molto importante, Mercurio e Nettuno si spostano in una quadratura molto importante, il che comporterà una riflessione che verterà moltissimo su tutte le scelte che avete fatto, soprattutto su quelle lavorative e su come si ripercuotono sul vostro animo, sui vostri sentimenti, sulle vostre emozioni. Leone, giornata oggi che porta una bella notizia. Mercurio entra in trigono e quindi torna una capacità di comunicazione importante, congiunta a Nettuno anche una capacità empatica e sensibilistica di cui avevate bisogno. Magari dove non arrivavate con la chiarezza e la lucidità, arriverete con un'intuizione fulminea. Vergine, vi farà piacere sapere che Mercurio ha finalmente dismesso la sua opposizione. E da adesso il vostro pianeta, Mercurio appartiene anche a voi, è abbracciato a Nettuno. Quindi le percezioni emotive e sentimentali vi ricordano che sono proprio davanti a voi e che forse dovreste sciogliervi un po' e manifestare un po' di più i vostri sentimenti. Bilancia, una giornata oggi che vede l'inizio dell'opposizione di Mercurio con Nettuno. Peraltro vi sembrerà che qualcuno sia un po' confuso nei vostri confronti, che non esporrà bene le proprie ragioni, qualche parola detta un po' più misteriosa del solito, un po' più confusionaria del solito. Non per questo vi sentirete a disagio, anzi comprenderete tutta una serie di motivazioni e di intenzioni di persone intorno a voi. Non tutti si riveleranno amici. Scorpione, oggi la giornata vi fa perdere il trigono di Mercurio. Mercurio passa in Ariete e quindi questo pianeta vi verrà un po' meno. Non per questo oggi i pianeti saranno ingenerosi con voi, proprio perché vorrete assolutamente emergere da un punto di vista lavorativo in una maniera più libera e meno seguita dai binari di canoni che non vi appartengono. Siete comunque un segno molto legato alla creatività, usatela. Sagittario, bellissima notizia per voi, Mercurio è in trigono e abbracciato a Nettuno, uno dei due vostri pianeti, rincara moltissimo la dose di sicurezza emotiva, la comunicazione, l'empatia e soprattutto lo scambio con il partner a livello comunicativo e sentimentale in maniera profonda. Capricorno, inizia la quadratura di Mercurio, anche per voi un po' di confusione che proprio non sopportate. Mercurio e Nettuno in questa quadratura vi faranno aprire gli occhi su tutta una serie di persone inattendibili sulle quali dovrete riflettere un po' prima di procedere. Acquario, Mercurio amico per voi, tra l'altro congiunta a Nettuno, e quindi la vostra fantasia alle stelle, la vostra voglia di comunicare si farà più originale e un incontro inaspettato e fortuito sarà qualcosa che vi intrigherà per molto tempo. Pesci, giornata oggi che vede il saluto di Mercurio, esce definitivamente dai vostri gradi, come ha fatto anche Nettuno, il vostro pianeta, e entrambi vi fanno notare in una maniera oggettiva quali sono i limiti di tutta una serie di comunicazioni e di persone che avete intorno. Da ora in poi sarete chiari nel gestire una serie di situazioni importanti, dichiarando anche a gran voce che non vorrete più affidare delle responsabilità a delle persone poco affidabili. Il 18 aprile 1938 un personaggio dai poteri straordinari fece la sua comparsa sulle pagine della rivista Action Comics. Quel personaggio era Superman e la sua storia avrebbe cambiato per sempre il mondo dei fumetti e dell'intrattenimento. La sua storia inizia su Krypton, ma viene inviato sulla Terra dai suoi genitori per salvarlo. Cresciuto come Clark Kent nel cuore del Kansas, Superman nasconde i suoi incredibili poteri dietro gli occhiali e il completo da giornalista. Ma quando il mondo ha bisogno di un eroe, Clark si trasforma in Superman. Ma cosa significa spada di Damocle? Simboleggia una minaccia sempre presente, un grave pericolo che incombe. Tutto risale al tiranno di Siracusa, Dioniso il Vecchio, secondo altri il figlio, che per dimostrare la precarietà dei regnanti invitò il cortigiano Damocle alla sua mensa e lo fece sedere al suo posto. Dal soffitto pendeva una spada retta solo da un crine di cavallo, simbolo delle preoccupazioni e dei pericoli dei sovrani.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Nel nostro viaggio oggi incontriamo Matteo Ricci, un uomo il cui percorso può essere paragonato solo a quello di Marco Polo. Ricci entra nella Compagnia di Gesù e si dedica allo studio di matematica, astronomia e geografia, fino a quando non decide di diventare missionario, viene ordinato sacerdote e si imbarca per la Cina, un paese allora misterioso. Qui si immerge nella cultura locale, ma porta le conoscenze scientifiche occidentali in Oriente, insegnando geometria e cartografia. Dopo 18 anni Ricci entra a Pechino, conquistando la stima e l'amicizia di alti funzionari e l'attenzione dell'imperatore, che gli permette di fondare la prima missione cattolica e di iniziare la costruzione di una chiesa. Matteo Ricci diventa così il primo europeo non diplomatico a essere sepolto in Cina, dove la sua tomba è ancora visibile. Ci salutiamo con la frase del giorno. Niente nella vita va temuto, va solo capito. Ora è il momento di capire di più, per temere di meno. Ed ecco la curiosità tipica degli scienziati e delle scienziate straordinarie come Marie Curie che accogliamo questo nuovo giorno davanti a noi. Vi aspetto domani, mi raccomando. Buona giornata dalla vostra Martina.